Per questa sera ci prepariamo una bella focaccia tramezzino, una cosa veloce. Per chi... Grazie, vi saluto. Per chi non ama le focacce a tempi lunghi di lievitazione, io metto un po' di latte con lievito, aggiungo un cucchiaino di zucchero e mescolo bene bene. Tutte le dosi ve le scrivo in descrizione, ci sono sempre le dosi, che qualcuno mi dice Maria tu te li dimentichi, no, non è vero. Ecco qua, aggiungo il resto del latte, la farina Manitoba, in ultimo ho aggiunto il sale e ci do un'altra bella mescolata. L'impasto deve essere così, risulta così morbido. Prendiamo una teglia, io uso questa qua a misura 30 x 20 più o meno, ma la potete fare di qualsiasi forma, Ci mettiamo un po' di olio, io ho messo olio di oliva, ma voi potete mettere quello che preferite. Eccola qua, vi bagnate un po' le mani per sistemarla. Io la metto in forno spento con luce accesa per farla lievitare e ritorno subito. Eccola qua, è stata 2 ore in forno. Ci metto un po' di olio, accendo il forno 180 gradi statico. Se ci avete anche 2 di quei semini sopra, a casa mia non piacciono. Io la inforno e torno subito. Mi raccomando, se qualcuno di voi in 2 ore non lievita, non vi preoccupate, la fate stare un po' in più. Eccola pronta, è stata 30 minuti, 25-30 minuti in forno, Regolatevi sempre con il vostro forno. Io la volevo far raffreddare un po', però Grazia ha detto di no. Ha detto mamma, io la voglio, c'ho fame. Ha mangiato già il primo, Ah, come è bella. È morbidissimo. La facciamo prosciutto. Eccola all'interno. Grazia ha detto che la vuole solo prosciutto crudo. Eccola qua. L'ho fatta raffreddare un po', ma resta sempre morbidissima, Mi raccomando, provatela. Che poi io l'ho preparata per stasera, ma metà già è andata, perché questa me la faccio prosciutto crudo e mozzarella e questo qua resta per stasera.